Noi siamo tranquilli in questa osteria, noi alla sera siamo chiusi, anche prima delle 6, facciamo solamente il pranzo, non andiamo a dare da bere ai ragazzini, specialmente se sono minorenni. Via dei Dall'Oro verso San Nicolò e via dei Dall'Oro verso Casa Toniolo. C'è stato qualche problema con assembramenti di ragazzini che probabilmente vengono un po' da tutte le parti, numerosi. Ecco i due volti della stessa via, che diventa area tranquilla o luogo invivibile a seconda ci si trovi da una parte o dall'altra di Piazza Pio X. Questa mattina, complice il Veneto arancione, l'area era praticamente deserta, a parte gli operai dei numerosi cantieri in corso. Poi, almeno fino a giovedì scorso, verso sera arrivano decine di giovani davanti a questo bar e incominciano i guai. Infatti più volte ho chiamato le forze dell'ordine perché magari se la prendevano con gente anziana dicendogli, adesso non posso ripetere le parole che dicevano, cosa cavolo vuoi, cosa fai qua? E queste biciclette in mezzo davano abbastanza fastidio, ecco, questo è il discorso. Altri gestori vanno giù in maniera ancora più pesante, raccontando di ragazze minorenni palesemente ubriache trovate in questa piazzetta, di consumo di droga, di pratici spostati, oltre che al continuo di molestie e schiamazzi denunciate anche dai residenti degli ultimi piani, ma sempre e solo da questa parte di via dei Dall'Oro. Forse alcolici venduti con troppa facilità, ma anche quella che molti chiamano già la rabbia giovanile per la segregazione causata dal contagio. Secondo lei i giovani cercano lo sballo di più rispetto a un tempo? Beh, certamente sì, perché sono chiusi e quelle poche giorni che possono uscire, chiaramente fanno anche questo. E giovedì questo sballo si è scontrato con il sindaco Conte, che ora punta dritto sui gestori che non rispettano le regole. Devono imporsi e non dar da bere a questi ragazzini, assolutamente sì. Ma se qualcuno viene da lei e le chiede ad esempio di portarsi via una bottiglia di vino ed è giovane? No, assolutamente no. Questo non l'ho mai fatto e non lo farò neanche adesso, anche se c'è la crisi.